Acragas al lavoro aspettando il Catanzaro. I biancoazzurri di mister di Napoli ieri pomeriggio hanno vinto 9-0 la partita amichevole contro la Libertas Racalmuto, squadra che milita nel campionato di promozione. Il test match si è disputato allo Stadio Saneto di Agrigento. Il primo tempo si è chiuso 3-0 grazie ad una doppietta di Camarà. Nella ripresa le reti di Sait, per lui una doppietta, così come per Damacco. Gli altri sigilli portano la firma di Minacori e Giuici. E dal calcio al basket al via la prima tappa a Fortitudo on the road. I biancazzurri allenati dal coach Franco Ciani si sono ritrovati ieri al palazzetto dello sport di Canicattì. Gli atleti sono stati presi letteralmente d'assalto, tantissimi bambini che hanno voluto strappare una foto o un autografo. Tra i più acclamati Williams, l'americano della Moncada, è stato tra i più richiesti. La Fortitudo, dopo il bagno di folla, dovrà ora concentrarsi per il campionato per preparare al meglio la sfida interna contro Scafati. Agrigento domenica affronterà i Campani per una sfida importante, l'ennesima. Il coach Ciani dovrà fare a meno di Ruben Zugno. Il play operatosi martedì non sarà a disposizione. In cabina di regia quasi certamente ancora Penny Williams. La partita si giocherà alla Palamoncada con inizio alle ore 18.